Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Colbe con la nostra rubrica Ponte Radio. E ben ritrovata Manola, ciao. Ciao Roberto. Ecco, allora siamo in attesa adesso del nuovo governo. Ogni tanto noi ci aggiorniamo anche su ciò che ci riguarda, che riguarda appunto le notizie a livello di attualità, ecco, della politica, per capire anche cosa possiamo e non possiamo fare. Come ogni settimana, perché le cose cambiano di settimana in settimana. Adesso aspettiamo, dovrebbe scadere, dovrebbe il scadere vincolo il 15, delle regioni. Il vincolo delle regioni, vedremo se faranno in tempo a fare il governo e poi prorogare magari questo aspetto se no è un libero a tutti, se no si può muoversi tutti partono, vanno già in Emilia, in Puglia, ma no, secondo me metteranno un altro piccolo freno. Allora direi di partire subito anche in questa puntata con una intervista ad un ospite che è sempre un piacere averlo con noi. Lui viene a trovarci spesso in radio, è un amico che conosciamo da tanti anni e fra l'altro l'abbiamo ospite oggi perché ha scritto un nuovo libro, Testimoni di prossimità, formarsi al volontariato. Lui è Livio Ferrari, che vado subito ad accogliere. Ciao Livio e ben ritrovato. Ciao Roberto, ciao Manola. Ciao Livio, ciao. Allora, Livio Ferrari è conosciutissimo, fondatore del Centro Francescano di Ascolto e anche portavoce del movimento No Prison, di cui magari avremo modo di parlare anche nel corso di questa puntata. Però l'aspetto principale... No Prison proprio, non in inglese, Livio. No, è diciamo un esperanto, una lingua che va bene per tutte le lingue. Anche quello, no? Vedi che ormai diamo per scontato che una parola sia in inglese e invece no. E invece poteva essere anche in dialetto, no prison. Esatto. Vedi, se uno non sa le cose è meglio star zitti subito, così fa più bella figura. Inclina come meglio crede. Esatto, però dopo andremo a spiegarne il concetto, che il concetto sarà, come dire, unico e inconfondibile. Allora Livio, ritorni alla carta stampata, diciamo, con questo libro che noi abbiamo il piacere di presentare in anteprima, Testimoni di prossimità, formarsi al volontariato, con la prefazione addirittura di Monsignor Giancarlo Perego, edizioni Paoline. Innanzitutto Livio, ti volevo chiedere da dove nasce il bisogno, ecco, la necessità di scrivere questo libro. Non è il tuo primo libro, lo sappiamo benissimo, è scritto in carcere scomodi, mi ricordo, e altri, che da quello che ho potuto constatare è una sorta di guida pratica attraverso il dono, perché si tratta secondo me di un dono della tua lunga esperienza di volontariato, a quanti vogliono intraprendere o stanno intraprendendo appunto il percorso del volontariato. È più lunga la domanda che la risposta. Ma questo libro è frutto anche di un dovere morale che ho sentito dopo tanti anni in cui ho fatto formazione in giro per l'Italia. Guardavo un po' l'elenco anche tra me e me oggi in vista di questo nostro incontro e ho visto che ho girato tutta l'Italia in lungo e in largo, da Cagliari ad Aosta, per tantissimi momenti e occasioni di formazione fatta con gruppi ma anche con soggetti pubblici, istituzionali come il Dipartimento, per i corsi che hanno fatto negli anni agli educatori e agli assistenti sociali del carcere. Volevo lasciare una testimonianza scritta di tutta questa attività per far sì che non si disperdesse. Questo è il motivo principale di questo libro. Certo. Leggendo il libro, Livio, ecco, io ti dico, Manola l'ha letto tutto. Ecco, Manola l'ha letto tutto, l'ho finito oggi in pausa. Un premio che non sono lì in presenza, ma gli daremo. Ma verrai in presenza, Livio, così me l'autografi anche già che ci siamo. Ecco. E tra l'altro leggendolo mi sono resa conto che non farò il volontario per ora, perché non sono ancora pronta, nel senso che tu sei talmente chiaro nel quello che sono le caratteristiche del volontario, che secondo me se uno fa una riflessione su se stesso lo capisce subito se può iniziare questo percorso. Allora ti chiedo, quali sono i punti cardine che devono caratterizzare l'approccio del volontario con le persone che ovviamente si trovano in uno stato di bisogno? Ma credo che ci siano vari aspetti.
uno da tenere in grande considerazione, che scrivo anche nel libro, sembra una cosa antitetica, però è la approssimazione, nel senso che l'incontro con una persona in difficoltà in un percorso di aiuto, di una relazione di aiuto, deve tener conto che ci saranno delle modificazioni e avere la pazienza e la serenità di affrontare questo percorso sapendo che il disegno non è mai completo, che si completerà un po' alla volta. E soprattutto un altro aspetto è quello di non giudicare. L'incontro con chi chiede aiuto non deve mai porci di fronte alla nostra storia personale con l'idea di sapere già delle cose, di giudicarlo, di avere degli obiettivi nei suoi riguardi. Bisogna accoglierlo e far sì che sia lui a riprendere in mano la sua storia, perché solo in questa maniera recupererà quei pezzi persi per strada, quelle cose che si sono rotte negli anni, e potrà ritrovare il senso della sua dignità, della sua storia. Si parli moltissimo anche di ascolto, che è la prima cosa. È l'elemento basilare, non il sentire, proprio ascoltare, lasciare che le persone si raccontino, tirino fuori tutto. È inverosimile quanto ci sia bisogno di ascolto nella nostra società. Mi succede alle volte che ci sono persone che alla fine di un colloquio mi ringraziano per averli ascoltati. Significa allora che dietro a tutto questo c'è anche molta immaginazione e molta solitudine. Sì. Sì, verissimo, verissimo, verissimo. Fra l'altro adesso io ho visto, magari uno può pensare è una fiction Rai, non so se ti è capitato di vederla, no? Però una parte c'era un detenuto agli arresti domiciliari, no? Dall'altra parte un malato di cancro, insomma. E questi due hanno stretto amicizia perché quello ammalato voleva imparare a coltivare le piante come coltivava il suo vicino proprio, avevano la terrazza proprio attigua, e questa persona che era agli arresti domiciliari un po' alla volta gli ha insegnato a coltivare le piante, e dopo, quando questa persona è venuta a mancare, lui gli ha detto: non mi ha mai chiesto perché io fossi agli arresti domiciliari, per quale motivo, e io non gli ho mai chiesto della sua malattia. E sono andati avanti così, hanno coltivato, dice, non solo le piante, ma una splendida amicizia. Ecco, quindi nel tuo libro, poi Livio riprenderei, ecco, ripeti spesso che l'essere volontario è qualcosa che impegna non solo le ore in cui praticamente ci si dedica al volontariato, ma in tutte le ore della giornata. Cosa significa? Diciamo che deve essere uno stile di vita, non puoi fare il volontario 3 ore, essere solidale per 3 ore e il resto della giornata diventare una carogna, per dirla brevemente. Sì, no? sarebbe un po' ipocrita la cosa. Deve diventare cosa. il tuo stile di vita nel quale tutta la tua storia, che riguarda la famiglia, che riguarda le persone care, che riguarda il lavoro, che riguarda gli amici, che riguarda qualsiasi ambito e settore della tua vita, deve essere permeato da quel tipo di atteggiamento, da quel tipo di stile lì, che è lo stile della gratuità, che è lo stile dell'abbraccio. Livio, ti volevo chiedere una cosa, sempre sui punti cardine di cui ti parlavamo prima delle caratteristiche del volontario. La cosa che mi ha stupito finché leggevo era la caratteristica di avere una distanza emozionale da quello che sta ascoltando. Come si fa? Cioè, esistono delle tecniche per riuscire a staccarsi? Perché ovviamente tu dici bisogna non avere giudizio sulla persona che hai di fronte, perché potrebbe essere una persona, ad esempio, che ha commesso un delitto, che potrebbe avere, non lo so, usato violenza su un minore. Come fa il volontario a riuscire a staccarsi emozionalmente da questa cosa? Perché vai in contatto con persone che, come dici tu, sono le ultime persone che forse vorresti incontrare. Allora, c'è un aspetto importante, che è quello di darsi del tempo di abituarsi a questo tipo di situazione, perché se uno non l'ha mai fatto deve darsi del tempo a diventare, tra virgolette, un po' professionale. Chiaramente all'inizio c'è una maggiore ansia, c'è una maggiore voglia di dare delle risposte subito, ma noi abbiamo il cervello, l'essere umano ha il cervello che lo dovrebbe
razionalizzare in quello che fa, perciò l'obiettivo qual è? Aiutare. Io posso aiutare una persona se non sono coinvolto emozionalmente, perché sia in positivo e sia in negativo, a quel punto lì, se sono coinvolto, non vedo più la realtà, la deformo con il sentimento pro o contro, mentre io devo essere completamente estraneo a qualsiasi tipo di sentimento per essere d'aiuto, perché l'obiettivo è proprio quello, essere accanto alle persone per aiutarle. Chiaramente ci vuole del tempo, ci vuole qualità, ci vuole professionalità, però col cuore unito alla ragione si raggiungono questi obiettivi in tempi abbastanza brevi e non troppo lunghi, insomma, ecco. Ecco Livio, io ho iniziato a leggere il tuo libro e devo dire che mette subito alle corde, no, per fare il paragone con un incontro di box. Quando racconti specialmente che l'aumento della povertà è davanti agli occhi di tutti. Secondo i dati del rapporto sullo sviluppo umano del 2015, l'80% delle persone nel mondo detiene solo il 6% della ricchezza mondiale. Quindi il restante vuol dire che il restante 94% è suddiviso tra il 20% della popolazione. 20 anni fa, quando studiavo, questo rapporto era 80-20%, quindi aumentano i bisogni e aumentano i bisogni nella nostra società. Questa situazione sta deteriorandosi ancora di più perché con la pandemia sono aumentate le povertà. Pensiamo a tutti coloro che hanno perso il lavoro finora, ma quelli che lo perderanno dopo che gli ammortizzatori sociali finiranno di esserci. E c'è una situazione ancora più deleteria dal punto di vista di come la criminalità organizzata si sia sparsa ancora di più con questa situazione rispetto alle aziende che sono in difficoltà, che hanno bisogno di liquidi. Perciò c'è un disastro sociale che sta aumentando. Purtroppo le politiche sociali nel nostro paese sono vecchie di 100 anni, nel senso che ormai da molti anni il welfare è stato relegato e delegato al privato sociale, al volontariato e comunque alla cooperazione, al terzo settore. La maggior parte degli enti se n'è proprio dimenticata, non ha più voluto investire su questo. I comuni fanno dell'assistenzialismo ma senza delle politiche reali, perciò il dramma sarà ancora più grande e la povertà che c'è non viene affrontata con delle politiche serie. Quelle che sono state fatte finora, anche il reddito minimo di cittadinanza, queste cose qua, sono state fatte in una maniera che non è reale, e che non coglie nei bisogni delle persone veramente. Lì è una grossa sfida che spero che già da questo prossimo governo ci sia l'intenzione di prendere per mano la situazione per dare delle risposte che veramente vadano a toccare e a intaccare, perché badiamo bene che chi non ha reddito, chi non ha risorse economiche, chi non ha lavoro è a rischio grande, dal suicidio alla violenza, alla devianza, perciò è anche anticostituzionale, perché il primo punto della nostra Carta Costituzionale parla del diritto al lavoro e qui non c'è diritto a nulla. Certo. Sì, nell'ambito dell'Italia, insomma, tu sei portavoce nazionale del movimento No Prison. Quando è sorto e qual è lo scopo di questo movimento? Allora, il movimento No Prison nasce con il manifesto No Prison che abbiamo scritto io e Massimo Pavarini nel 2012. Massimo Pavarini era oltre che un grande amico, anche una grande testa, un grande intellettuale, un professore della cattedra di diritto penitenziario dell'Università di Bologna. Nel 2015 poi è venuto a mancare per una malattia terribile. E con lui avevamo fatto questo manifesto in 20 punti nel 2012, dopo esserci trovati insieme a diversi altri a un summit alla Certosa di Avigliana, vicino a Torino, chiamati da Don Luigi Ciotti, un gruppo di esperti del carcere, a parlare
a fare così una fotografia sul carcere. E in quei giorni io e Massimo, diciamo, siamo stati fra coloro che abbiamo declinato più o meno similmente i nostri interventi nel nausea che ci era mai venuta a sentire che, pur essendo un vestito logoro, vecchio, che non funziona, con tutte le negatività possibili, il fallimento totale di questo sistema, però i presenti, che erano sia soggetti istituzionali sia del privato sociale, eccetera, erano quasi tutti dicevano: ma sì, ma mettiamo una pezza qui, mettiamo una pezza là, mettiamo una pezza. Io quando sono tornato non ne potevo più di questa situazione, proprio mi era venuta una nausea grande che mi ribolliva. Ho sentito Massimo e ci siamo visti, abbiamo scritto questo manifesto un po' alla volta. Abbiamo poi fatto delle tappe in cui io ho scritto un libro con Rubettino proprio sul tema No Prison nel 2015. Nel 2018 ho coinvolto tutta una serie di intellettuali e amici in giro per il mondo, dal Brasile alla Norvegia, alla Germania, eccetera, eccetera. Abbiamo fatto un libro che è stato edito a Londra in lingua inglese, che abbiamo presentato in diverse occasioni. Una è stata a Lubiana nel 2018 a un convegno internazionale sull'abolizionismo, e abbiamo poi pubblicato sempre nello stesso anno l'edizione italiana edita da Apogeo, che si chiama Basta dolore e odio, No Prison. Ecco, l'obiettivo qual è? Evitare che continui a esserci questo odio, questo dolore, nel senso che le carceri sono piene, assolutamente piene, di persone che non hanno nessun senso che stiano lì, perché l'unico motivo che dovrebbe essere alla base di una mancanza di libertà, perciò della prigione, non questa comunque in ogni caso, ma comunque della mancanza di libertà, dovrebbe essere la pericolosità della persona che ha commesso un reato. Se una persona non ha commesso un reato, dovrebbe poter assumersi le responsabilità di quello che ha fatto attraverso dei percorsi esterni che servano a restituire il danno a chi l'ha subito e a restituire dignità a se stesso. Questo è un percorso giusto, un percorso di giustizia. Quello che c'è adesso è solo vendetta, perché la carcerazione è solo vendetta e soprattutto è deresponsabilizzazione rispetto al reato commesso da parte del soggetto che ha violato la legge. Quante volte anche le persone che hanno subito un omicidio in famiglia o qualcosa e dopo condannano, no, l'imputato e dicono abbiamo avuto giustizia, però effettivamente... Perché allora, io ho il massimo rispetto di tutte le vittime del reato, perché sì. È un dramma terribile, no? Però è solo vendetta. Io ho avuto la fortuna di conoscere durante l'incontro, la presentazione di un mio libro di giustizia non di vendetta si chiamava, fatta all'Università di Fisciano, che è l'Università di Salerno, e di incontrare il presidente delle vittime innocenti. Le vittime innocenti ho scoperto che sono quelle persone che muoiono, ma non perché qualcuno voleva ammazzarle, ma perché si sono trovate nel momento sbagliato. Nel posto sbagliato. Questo signore raccontava di come da giovane sposo con 2 bambini piccoli, sua moglie per strada camminando è stata raggiunta da un proiettile che era rivolto a qualcun altro ed è morta. Il dramma di questo giovane padre, di una vita stroncata, di una famiglia distrutta, il dolore dentro e l'odio che gli cresceva nei confronti di chi aveva commesso il reato. Però ci raccontava quanto questo odio lo faceva star male. Dopo circa un paio d'anni non ne poteva più, perché era veramente sull'orlo di una crisi grande, e ha voluto uscire da questa situazione volendo andare a incontrare l'autore del reato, che era un minorenne al tempo, che era nel carcere di Nisida vicino a Napoli. Da quell'incontro era cambiata stava cambiando la sua vita, e lui ci raccontava come un po' alla volta stesse diminuendo l'odio e stesse meglio lui fisicamente. E alla fine ha detto una cosa emblematica che mi ha fatto capire come non può pagare l'odio. Ha detto: io ancora non ci sono riuscito del tutto, dice, però voglio riuscirci perché ho diritto anch'io a stare bene. Ho diritto anch'io a stare bene. E qui questa affermazione mi ha fatto capire come l'odio non paga, come solo il bene può portare al bene.
Certo, grazie anche di questa testimonianza, Livio. E volevo cambiare un po' la prospettiva, ecco, un po' l'argomento, pur restando legati all'argomento carcere. Per quanto riguarda la nostra città, circola da tempo, addirittura avevamo sentito che avevano iniziato i lavori, l'idea di trasferire il carcere minorile di Treviso nella nostra città, inserendolo proprio dove era l'ex carcere Rodigino, quindi attiguo al tribunale. È un posto adatto, secondo la tua esperienza, questo, o forse magari sarebbe più adatto un luogo un po' appartato dal centro cittadino, magari che permetta di fare delle attività anche come la coltivazione di orti, eccetera? Allora, qui c'è una grossa responsabilità da parte degli organi politici della nostra città che sapevano da anni. Mastella è venuto nel 2008 a 2007-2008 a inaugurare, a mettere la prima pietra sul carcere nuovo che sarebbe stato costruito. Perciò fin da allora si sapeva che il carcere nuovo sarebbe stato fatto. Sì. Ecco, 7 anni dopo è stato fatto, è stato inaugurato. Da quando è stato inaugurato ci sono passati altri 2 anni in cui nessuna amministrazione si è presa briga, e nel 2017 invece c'era già la decisione da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, visto che avevano una struttura vuota che non serviva più per la questione maschile, non maschile, per la questione degli adulti, sì, di veicolarlo rispetto al minorile di Treviso, che è una vergogna come luogo, perché non è un carcere minorile, ma è una sezione del carcere per adulti che viene usata come carcere minorile, perciò senza nessuna di quelle caratteristiche che dovrebbero avere queste strutture per ampiezza di spazi, per attività che possano aiutare i ragazzi quel periodo breve che stanno dentro a fare delle cose positive per la loro esistenza. Adesso la questione non è tanto è adatto o non è adatto. Ormai ci sono 4 milioni di finanziamento, c'è già una ditta che ha vinto l'appalto e nel giro di un paio d'anni sicuramente il carcere sarà pronto. Di solito gli istituti minorili non contengono mai grandi numeri, anche a Treviso non si arriva mai a più di 10-15 persone, 15 ragazzi. In tutta Italia noi abbiamo 18 istituti minorili, perciò pensate, rispetto ai 190 per gli adulti, 18 per i minori. Non si è mai superato negli anni la cifra di 500 ragazzi, si arriva intorno ai 350 in questo momento circa. Perciò non è una cosa così drammatica. La cosa importante sarebbe che in questi 2 anni la nostra città si attrezzasse, cioè il comune capoluogo, i servizi sociali del comune, l'assessore e le associazioni del territorio, gli altri enti che possono essere interessati a tutto questo, cercare di trovarsi, creare dei percorsi e dei progetti che possano servire a incontrare questi ragazzi e portarli via dal carcere il prima possibile, perché la legislazione minorile ha un grande pregio da cui non ha mai copiato quella per adulti, che sarebbe invece fondamentale, che sa perfettamente quanto è negativo il carcere, e il ragazzo che sta crescendo, la cosa importante è che il carcere lo viva il meno possibile. Ecco per cui ci sono tanti, sono migliaia i minorenni che invece del carcere gli vengono date altre possibilità che passano attraverso case famiglia, comunità e la messa alla prova, cioè percorsi diversi che non siano del carcere. Ecco, noi dobbiamo cercare di attrezzarci per tutto questo. Ormai la questione è decisa, sicuramente butteranno giù quello che c'è da buttare giù, lasceranno degli spazi più ampi per delle attività, però lì devono starci il meno possibile. Bisogna che la città si attrezzi a un'accoglienza di qualcuno di questi ragazzi il prima possibile. Grazie. Ecco, Manolo, avevi qualche altra domanda? Ma vorrei chiedere a Livio se in qualche maniera aveva previsto delle presentazioni del libro, perché comunque in questo momento, visto il Covid, fai un po' fatica, come tutti immagino, a fare delle presentazioni col pubblico. Ci saranno? Le hai organizzate? Aveva già subito uno spostamento, perché il mio libro doveva uscire a giugno dello scorso anno. Poi proprio per il Covid è stato
notato, perché poi ci sono stati dei mesi di lockdown dove tutta Italia era ferma, perciò manco le librerie potevano vendere libri. Sì. La fortuna è stata che invece la libreria dopo non è più stata chiusa, le librerie hanno continuato ad essere aperte, perciò l'editoria ha ripreso in maniera forte le pubblicazioni. È uscito a dicembre, è uscito il 1° dicembre in tutta Italia. Adesso purtroppo con questa situazione qua è molto penalizzante e anche per me diventa poco interessante fare delle presentazioni online. Ne farò una la prossima settimana, che è la prima che farò per un'associazione di amici che mi hanno sempre invitato quando usciva il mio nuovo libro, e anche stavolta mi invitano in occasione anche dei loro 25 anni di attività. Si chiama Il Granello di Siena, per un'associazione di Venezia che fa diversi interventi, fra cui anche il carcere al maschile e al femminile. Quindi lo potremmo seguire lì, Livio, la diretta? Lì lo fanno in streaming loro per i loro associati, mentre da un punto di vista pubblico è probabile, mi hanno chiesto una coppia e mi hanno preventivato di invitarmi a presentarlo invece TV 2000 prossimamente, però ancora non so la data. Dopo aver partecipato a una trasmissione che l'altra settimana ho partecipato a una trasmissione che fanno tutte le sere alle 7:30 su questa TV nazionale. Ho notato anche che è molto seguita. Ecco. Tienici informati, tienici Livio, aggiornati. così dopo noi lo annunciamo anche in radio, appena sai qualche giorno prima. Certo, molto volentieri. Intanto il tuo libro, ricordo, lo possiamo trovare in internet, sui principali canali, ecco, anche nelle librerie. E però, ecco, volevo ricordare anche nelle librerie, in particolare a Comunitas and Family, che è la libreria in via Oroboni, più o meno di fronte ai vigili urbani, e lo potete trovare lì. Testimoni di prossimità, Livio Ferrari, formarsi al volontariato, edizioni Paoline. Ti ringrazio, Livio, della tua disponibilità, molto volentieri quando... Venite a trovare live quando si potrà. Speriamo. La prossima volta ci vediamo dal vivo. Bene, benissimo. Con la chitarra, è vero, è vero. Facciamo una jam session lì da voi. Grande, volentieri. Ok. Va bene, Grazie, ciao Livio. Grazie a voi. Grazie, ciao. Ciao. Ecco, allora interessante, tantissimi spunti, e dopo lo mettiamo anche in sovraimpressione sul video, anche la copertina del libro di Livio Ferrari. Ricordiamo ancora, testimoni di prossimità, formarsi al volontariato. E facciamo una pausa, Manola, Facciamola. E poi ci ritroviamo qui ancora a Ponte Radio su Radio Colbe. Tra poco, ciao. Rieccoci qua, allora, seconda parte. Abbiamo ascoltato questo brano che si intitola Amore, il tuo sguardo su di me, ed era proprio a cantare Livio Ferrari, che abbiamo intervistato nella prima parte della rubrica. E protagonista di questo video è niente meno che la nostra amica e conduttrice anche lei di speaker Radio radiofonica Colbe, e anche giornalista, Giorgia Brandolese. Giorgia Brandolese, sì. Bellissimo anche il video, molto bello, di questo e brano comunque musicale. bravissimo anche Livio, che ha una voce bellissima, tra l'altro. È cantautore. Suona pianoforte. Super. Esatto. E allora questa seconda parte della puntata noi la riserviamo agli eventi culturali, insomma, che sono in programma nella nostra città, ma anche fuori. Sì. E a proposito, hanno riaperto le mostre, però solo fra settimana. E quella a Palazzo Roncale mi pare che sia gli ultimi giorni, questa si può andarla a vedere, invece quella di Chagall durerà fino ai 14 di marzo. Sei andata a vederla tu per caso? Sì, che sono andata. Oh, è bellissima. Vedi che brava. La consiglio. E ti dirò anche che sono stati veramente molto bravi, perché è tutto contingentato, come già ne avevamo discusso, per cui siamo tutti scaglionati di 15 minuti, quindi in realtà non c'è mai un'affluenza enorme nelle sale, esatto. E si può vedere benissimo la mostra in tranquillità, e alla fine ti devo dire, trovo che sia veramente un bel modo, peccato insomma che siamo nel Covid, però
contingentare le mostre, fare entrare così scaglionati è anche una cosa molto più piacevole nel vedere la mostra, perché hai più tempo. Secondo te sarebbe da fare magari anche dopo, quando sì, si perché ritornerà? no? Perché ovviamente uno è più tranquillo, non ha la gente davanti che vuole vedere lo stesso quadro, Sì. e quindi Io mi ricordo mostre sì, in cui sì. c'erano queste nuvole di persone che ti Sì, no, esatto, cioè non- magari dovevi rinunciare anche a vedere qualche vedere un quadro, quadro, perché sì. oppure a leggere, non so, la didascalia che c'è a fianco, perché hai subito la persona dietro che... Infatti, invece in un'oretta la fai oppure tranquilla. anche te stesso Un magari po' di sei ansia. lì e leggi velocemente perché hai l'altro dietro che aspetta Che appunto di spinge, leggere, che spinge spinge. per leggere anche lui, Sì, quindi sì, sì. è vero, è vero. Quindi vede che alla fine ogni male non viene per nuocere, No, come questo si no, in dice, no? realtà. Si fa di necessità virtù, Sì. questi detti. Ricordo solo Rosso che di sera, bel tempo si spera, spera, e oggi siamo via lanciati. avanti. No, ricordo solo che Palazzo Roncale con la Tanto va la mostra gatta al lardo. si è lanciato. No, dai, adesso... Però fammi dire questa cosa di Dante, Certo. di Dante La che terza chiude. di Dante. Aspetta, vediamo se te lo ricordi. Sì. Sono 700 anni dalla... E sono 700 anni dalla morte. Grande Roby! L'ho imparato alla fine della mostra, vedi? Sì, allora chiude il 14 febbraio, ma come ben sapete No. sabato e domenica la mostra è comunque chiusa perché siamo ancora gialli, per cui chiuderà venerdì pomeriggio alle ore 19. Io ho chiamato oggi perché ero anche intenzionata di andare a vedere anche quella, perché è un peccato perderla. Mi hanno detto che non è necessaria la prenotazione, è comunque ingresso gratuito, e quindi insomma se avete voglia di vedere una mostra su Dante, tra l'altro chi è andato mi ha detto che è molto bella, molto interessante, andate a vederla perché chiude venerdì. Ah, bene, bene, quindi bisogna affrettarsi. Chi ascolta la Affrettatevi. puntata domenica ormai E pazienza, è l'ha già persa. Però ha tante altre possibilità, per esempio questa che ci è arrivata via email, praticamente un comunicato della Fondazione Aida di Verona, Sì. insomma, dove poteva aver sede la fondazione se non a Verona, insomma, quindi e loro promuovono sempre delle bellissime iniziative, a volte anche nel nostro territorio, e hanno stilato un calendario di eventi in streaming, visto che non possono proporre neanche loro, come tutti, rappresentazioni teatrali. Sì. E il 14 febbraio propongono in occasione del carnevale uno spettacolo per i più piccoli che si intitola Il Diavolo Fortunato. E ovviamente questa è una storia rigorosamente in rima, si parlerà di fortuna e audacia, impegno e forza di volontà, e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale della Fondazione Aida.it. Si paga un piccolo biglietto per la partecipazione, sempre tramite il negozio online. Esatto, e ricordiamo anche che domenica 14 febbraio, oltre ad essere la giornata di San Di Valentino, San Valentino bisogna ricordarsi, ricordatevelo, gli innamorati. Sì, si ricorderanno senz'altro. C'è una bellissima iniziativa, ne parlavamo qualche tempo fa quando abbiamo invitato in radio Alessandra Tozzi, presidente delle associazioni ametiste, Sì? e c'è quel famoso One Billion Rising, che ovviamente anche quest'anno si terrà in tutto il mondo, sempre come ogni anno il 14 febbraio, ed è un flash mob che fu creato da Yves Ensler, e in realtà è un ballo collettivo che vuole portare avanti la campagna di Yves Ensler di sensibilizzazione per costruire e diffondere una cultura della non violenza. Nella maggior parte sono le donne che fanno questo flash mob, ma ovviamente è aperto a tutti, e quest'anno non è possibile farlo in piazza come avevano già fatto l'anno scorso, coinvolgendo le varie associazioni, ma hanno fatto una sorta di call sui social, chiedendo a chi volesse, insomma, da inviare a un video con un ballo con le amiche, con le sorelle, con le mamme, con chi vogliamo ballare, ovviamente anche con i fratelli, insomma, coinvolgendo tutti proprio per sensibilizzare contro la violenza sulle donne. Per chi vuol partecipare, poi ovviamente questi video verranno pubblicati, e basta chiedere informazioni all'associazione Ametiste e mandare il video ad associazioneametiste@gmail.com. Ok, poi riapre, adesso non sappiamo ancora se potremo spostarci tra regioni, quindi perché scade il giorno 15 diciamo, la disposizione, il DPCM,
E mi fa venire in mente Pippo e Marco che chiamano di Piciconte. Di Piciconte. E, ecco, a Padova un'altra settimana di visite per Van Gogh invece, quindi a Padova sicuramente possiamo andare sia che scelgano l'una piuttosto che l'altra delle soluzioni. E c'è stata una grande partecipazione perché avevo provato anch'io a telefonare per chiedere, però era già tutto prenotato, quindi hanno già riaperto, proprio in questi giorni hanno riaperto la possibilità per prenotare per la prossima settimana. Ah, ecco, quindi settimanalmente si fa la prenotazione di questa mostra e appunto molto bella anche questa di Van Gogh a Padova. E poi riaprono i musei anche a Venezia con diversi appuntamenti. I primi ad aprire saranno Palazzo Ducale e il Museo Correr. Ad accogliere i primi visitatori un appuntamento pensato in coincidenza con il Carnevale. Ecco, noi a Carnevale siamo soliti ad andare a Venezia. Questa volta invece ci sarà la possibilità in digitale di visitare appunto questi luoghi d'arte straordinari di Venezia. Dunque giovedì e venerdì 12 febbraio dalle 11 alle 20, poi lunedì 15 e martedì 16 dalle ore 11 e 19 per quanto riguarda Palazzo Ducale. Invece per il Museo Correr giovedì 11, venerdì 12, lunedì 15 e martedì 16 febbraio dalle 12 alle 18. Ingressi contingentati e biglietti acquistabili online o presso le biglietterie. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione Musei Civici di Venezia. Ed è questa una gran bella notizia perché l'apertura dei musei Venezia è molto bella. Bene. Ne abbiamo date di notizie. Sì, esatto. E appunto se poi si potrà varcare la soglia della speranza, la speranza. Varcare il confine regionale, si potrà andare a Ferrara anche a vedere la mostra su Ligabue. Esatto. Detto questo, mi pare che abbiamo esaurito un po' gli argomenti di discussione, quindi ringraziamo i nostri radioascoltatori, da Roberto Giannese, da Manola Borgato. Un cordiale saluto e una risentirci, ma prima voglio ricordare anche il nostro indirizzo mail radiocolberovigo@yahoo.it. Alla prossima settimana. Ciao! Ciao!